In questi 3 giorni, perché dura 3 giorni, venerdì, sabato, domenica, si radunano qui a Volta Mantovana e dintorni quello che probabilmente è una rappresentanza dei migliori fotografi e migliori cosplayer a livello almeno come minimo europeo, se non del mondo, visto che abbiamo un'affluenza da tutto il mondo. Ogni anno mettiamo a disposizione una serie enorme di location eterogenee sul territorio di Volta Mantovana, Città di Mantova, perché abbiamo il patrocinio della Città di Mantova, di Sabbioneta, patrimonio UNESCO, abbiamo il patrocinio dei Ponti sul Mincio che hanno un bellissimo forte Ardietti, abbiamo il patrocinio di Guidizzolo, di Gazzoldo, tantissimi paesi, cioè abbiamo 8 comuni che ci patrocinano, tantissimi privati, tra cui per esempio la Valeggiana, che è una cava di ghiaia che però si presta tantissimo fotograficamente a queste foto artistiche. L'idea qual è? È di inserire ogni tipo di cosplayer in un contesto diciamo congruo al personaggio, quindi servono tutte queste location eterogenee diverse e tutti questi cosplayer che sono ovviamente quasi tutti diversi tra loro, perché il fenomeno del cosplay spazia su una gamma infinita, si va dal cartone animato, si va all'anime, come giustamente andrebbe chiamato, perché si va al libro, alla fantascienza, al fantasy, a tutto, cioè tutto ciò che è un costume, un'interpretazione è cosplay. Tutti questi personaggi che fanno questi costumi così belli per 3 giorni si trovano qui per fare foto in modo totalmente, diciamo, da appassionati, quindi è un evento no profit, quindi non ci sono scambi, non c'è niente, è proprio solo per appassionati. La cosa importante, diciamo, di questo tipo di evento è che è un evento a selezione, quindi siamo arrivati lentamente ad avere un afflusso di quello che sono effettivamente i migliori cosplayer d'Europa. Sicuramente ci sono delle persone che fanno dei costumi fantastici. Si tratta di interpretare il personaggio, di porlo bene, di conoscerlo, di sapere come entrare proprio nel personaggio il più possibile per poter riuscire a portare il personaggio il più reale possibile in una fotografia. E non solo. In un'era di intelligenza artificiale in cui tutto è finto, qui a volte si fa il più reale possibile. Per fare il fuoco abbiamo i maestri del fuoco, per mettere un cavallo abbiamo i cavalli proprio, lupi cecoslovacchi, falconieri, sciarpenti, abbiamo offriamo praticamente a tutti i partecipanti la possibilità di creare foto reali ed eterogenee e soprattutto un altissimo livello di preparazione, di progettualità nello scatto.